Verona si conferma nella top 10 delle province italiane per valore delle esportazioni, con un incremento del 6,8% rispetto all'anno precedente. Ad affacciarsi nuove opportunità di mercati esteri emergenti come Africa, Paesi arabi, Medio Oriente. Un convegno a Verona ha posto l'accento sulle modalità e sulle prospettive di sviluppo per le imprese proprio in questi paesi. Siamo una BCC che opera in una città, in una provincia che è una delle prime 10 province italiane per export, quindi molto industrializzata. Necessariamente, oltre a fare retail, noi dobbiamo operare con le imprese. Con queste imprese di Verona c'è una relazione molto forte, molti sono i nostri clienti con soddisfazione. Quando li chiamiamo a raccolta per rappresentare loro idee della banca, magari insieme al gruppo, che ci consentono di aprire nuove strade, come oggi nuovi mercati, addirittura Nord Africa, quindi mercati che all'apparenza non sembrerebbero destinati alla BCC, ci seguono, ascoltano con interesse e di solito poi ci seguono anche dal punto di vista operativo. Quali sono i maggiori ostacoli per le imprese italiane che vogliono investire in questi paesi? Il primo ostacolo sono le dimensioni medie delle imprese italiane, perché mediamente parliamo di piccole e medie imprese e quindi la cosa importante è cercare delle forme di aggregazione. Poi a livello di paese è che i paesi africani per noi sono abbastanza un punto di domanda e credo che un'azienda abbia difficoltà a capire chi si troverà davanti, e quindi sappiamo che ci sono problemi legati alla logistica, alla corruzione e anche al fatto di proprio non conoscere questi paesi. Oltre ai fattori tecnici, il successo di un progetto imprenditoriale può dipendere da fattori culturali e relazionali. In paesi dove la cultura è diversa dalla nostra, il fattore culturale è importantissimo e allora bisogna andare preparati. E cosa si deve fare? Innanzitutto bisogna sapere che sono paesi che amano molto le relazioni interpersonali, per cui aspettiamoci che ci facciano molte domande sulla nostra vita, la famiglia, la salute, rispondiamo tranquillamente e rifacciamo pure noi queste domande, perché se vogliamo arrivare in una relazione d'affari, prima dobbiamo arrivare in una relazione umana. Poi ci sono altri consigli molto semplici, evitiamo per esempio, questo fa un po' sorridere, ma evitiamo di baciare la moglie dell'imprenditore musulmano, perché non è una gran cosa, non si fa. Mangiamo assieme, perché anche questo fa amicizia ed è molto importante. Per esempio nei paesi arabi il caffè con i datteri è fondamentale, oppure il tè in Marocco, e tutta una serie di usanze alle quali noi ovviamente ci atteniamo e che poi ci porteranno un po' alla volta al nostro affare. Quello che spesso manca agli imprenditori è qualcuno che sia in grado di accompagnarli davvero. Andare a vendere all'estero, andare ad investire all'estero è un'attività complessa, che richiede conoscenze, richiede tempo, richiede investimento in termini di risorse, anche di conoscenze soprattutto. Noi cerchiamo di sopperire a queste carenze molto spesso e di mettere a disposizione delle imprese italiane e appunto dei nostri clienti quel qualcosa in più, di accompagnarle, prenderle per mano e mettergli a disposizione non solo il prodotto, perché i prodotti quelli sono per tutto il panorama bancario, non si scappa, ci piace un po' il tailor made, ci piace l'attività sartoriale. Oggi abbiamo portato al tavolo dalla SACE a Verona Fiera, all'Università di Verona, alla Camera di Commercio, per cercare di dare delle indicazioni sulle quali poi come banca poterli accompagnare.